Saluto i nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo di afasia. Sabato 21 maggio alle 9 all'Auditorium del Bearzi a Udine si terrà un convegno proprio dal tema Vivere l'afasia, e in quel contesto sarà presentato anche un libro, il libro che è dedicato appunto a questa patologia, a tutto quello che comporta poi la patologia. Si parlerà dell'associazione che è nata, che vede tante persone insieme scambiarsi idee, è un'associazione che serve anche per uscire praticamente, per uscire dal buio. Nel momento in cui uno viene colpito da questa patologia si sente disperato, si sente solo, e invece attraverso l'associazione trova la voglia di riprendersi, di riprendere in mano la propria vita. Bene, con noi oggi in studio c'è il presidente dell'associazione appunto Afasici del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bobbo. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Ho detto bene, questa associazione serve proprio a questo. Ha detto bene, sì. Anche per dare un segnale di speranza, in sostanza. Sì, ma anche per riabilitare. Perché abbiamo visto che certe attività hanno un valore riabilitativo, non quindi solo sociale, ma anche... Quindi va oltre praticamente ai canoni della medicina, in sostanza. Sì. Uno va dal logopedista, viene seguito dal logopedista, però grazie all'associazione siete riusciti a trovare un metodo attraverso la socializzazione per ritornare a prendere la parola, ritornate a prendere padronanza di voi stessi. Sì, sì. La musicoterapia, la logopedia di gruppo vanno in quel senso. Giuseppe, lei ricordo che era stato qui qualche anno fa per raccontarci la sua storia. Non lo so se a lei faccia piacere magari ricordare o se le dia fastidio. No. Questo dipende da lei, anche per dare un segno di speranza ai nostri telespettatori. Dovesse capitare, o alle persone alle quali è già capitato questo problema, si sa che c'è speranza, che si può affrontare il problema. Sì, io sono afasico da 15 anni. Sono nell'associazione da 12 anni e ho visto che essere prima con il gruppo di aiuto e dopo mi sono via impegnato con la comunicazione, il sito e la grafica. Mi è stato utile. Sono tante le persone che frequentano l'associazione, sono diverse? Sono da tutto i Friuli, ma non abbiamo
nel nostro gruppo è concentrato a Udine sostanzialmente e ci sono problemi di trasporti perché noi abbiamo fatto una convenzione con la comunità Piedrongio. Quindi vi dà la possibilità, sì. cioè vi passano a prendere quando avete la necessità? No, ma No. per dire tutte le attività si Sì. fanno là. Ho capito. Abbiamo un programma che vuole e ben accento. Leggevo questa frase, poi ritorniamo a parlare di lei. La persona afasica, attraverso un inevitabile percorso che passa attraverso la rabbia, il silenzio, l'accettazione, lancia un messaggio che è opportuno accogliere. L'invito è: amatemi per la persona che sono oggi, non spingetemi a essere quella che ero prima. Sì, è il nostro motto. Questo è il vostro Sì, motto? sì, è un'affermazione importante. E poi anche non c'è un limite temporale al recupero, il recupero non è solo linguistico, ma è qualcosa di più, è il potersi riappropriare della vita e colorarla con nuovi sorrisi. E lei pian pianino è riuscito? Sì, sì, Giuseppe, è riuscito pian pianino, un percorso appunto sì. lungo diversi anni? Sì, adesso faccio, vivo con serenamente, sì, come un non senso da disabilità. Certo, e senta, l'associazione opera anche con gruppi di mutuo aiuto, Sì, no? sì. E ai quali partecipano anche i familiari. Sì, Quanto sì. è importante, no? Essere È, e determinate. è fondamentale, perché il gruppo di aiuto è nata il mio impegno per l'associazione. Ecco, le dicevo, vogliamo ricordare un attimo la sua storia. Lei prima di diventare afasico che cosa faceva? Lei aveva il suo lavoro, la sua attività? Sì, io ero architetto. Architetto, Sì. beh, lo è tuttora, insomma. Sì, sì. Sì, tuttora. Sono un architetto, punto. Sì, sì. Ma ho spozzato le mie conoscenze nel campo della grafica. Sì. Ah, ecco, quindi ha trovato l'alternativa, Sì, ha sì. trovato l'alternativa e questo è Sì, importante. sì, sì, mi faccio, faccio i lavori per l'associazione e anche per altre associazioni. Sì, 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 quindi ha questa duplice veste. sì, sì. Mi parli anche del convegno, dell'incontro appunto di sabato 21 maggio. Sabato è concentrato tutto in 4 ore di pene. 4 ore Sì, addirittura. si parlerà
si festeggerà i 25 anni dell'associazione. Ah, per questo quindi avete Sì. tutta una mattinata Sì, intensa. sì. E poi c'è un convegno, la fasia vista da caregivers. Ah sì, ecco anche questo appunto, perché anche bisogna sapersi approcciare, Sì, no? Bisogna sì. avere un determinato atteggiamento. Lo spot che abbiamo fatto con Dorino Mendicotti e che voi avete modo di averlo conosciuto, che è un mio amico, che ci ha dato dei spunti, 7 afasici, hanno raccontato loro cosa hanno perso per l'afasia. È un messaggio importante che sarà vincolato nei social Sì. e nelle TV locali. Ecco. Senta, e Perché quanti sarete sabato? In quanti vi ritroverete? Io ho invitato tutti. Lei ha invitato tutti. Sì, ma comunque... Comunque la vostra associazione è poco conosciuta, Sì. nonostante siate un numero, mi par di capire, no? Un numero nutrito di Esatto. persone. Sì, c'è un numero di casi all'anno impressionante, Lei ha qualche dato, si ricorda? 80.000 case In Italia? in Italia. E qui da noi? Non è quantificato. Non è quantificato, ma la gente si chiude, si vergogna, perché sono prevalentemente anziani e non hanno modo di essenare non solo non Sì. solo a Praticamente non riescono, non sì, trovano la forza di uscire, si chiudono in se stessi. sì, E invece è un errore, bisogna arrivare sì, a confrontarsi, sì. a fare praticamente come sta Sì, facendo lei, sì. come ha fatto lei a partire da, mi diceva, Sì, da una sì. ventina, 12 anni, quanti anni sono? Da 12 anni 12 anni a questa parte. nella associazione, sì, 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 e quindi io dico che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Giuseppe, architetto Bobo, è stato un piacere averla in trasmissione, proprio per il messaggio di speranza che ha dato non solo alle persone che hanno questa problematica, ma anche a tutti quelli che hanno qualche problema. Sì. Bisogna cercare di risolverlo, bisogna uscire dalla propria casa, uscire, affrontare, cercare in ogni modo di affrontare la vita. Grazie, a voi che ci avete dato un... Guardi, per noi è sempre un piacere avervi in trasmissione. Quindi ricordiamo l'appuntamento
nell'auditorium del Bearzi per sabato 21 maggio. Il tema sarà vivere l'afasia. Chiaramente sono invitati anche quanti non hanno questo problema, perché questa è un'occasione per conoscere e aiutare anche queste persone, scambiare 4 chiacchiere con loro. Un bel modo per parlare, per stare tutti insieme. Sì. Grazie all'architetto Giuseppe Bobbo, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie per averci seguito a tutti, arrivederci.